Esatto, vai tu. Prega, accomodatevi, stiamo aspettando. Oh, che piacere che venite, avanti, accomodatevi. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Ma Giovanni, quando è che dobbiamo rivederti e stare ancora insieme con un tempo? Dimmi Peppino. Certo che me le porterò. Non preoccupatevi, ve lo ritornerò quando il Signore lo porterà. Ma state scerti, io vi ricorderò ogni giorno nelle mie preghiere, vi riporterò sempre nel mio cuore. La guerra mondiale divenne cappellano militare della Brigata Sassari, conquistandosi l'ammirazione e il rispetto di tutti, dal più semplice fante al più alto generale, unitamente a 2 medaglie al valore. Rientrato da fronte, in risposta all'esortazione del Papa Pio XI e per la sua grande umiltà e obbedienza, accettò l'incarico di comandare la missione di Ingan in Cina, su ordine del padre generale, con altri 7 francescani, quasi tutti sardi. Il 1 agosto 1925 partì verso la Cina. Il viaggio fu lungo ed estenuante e i frati alla fine arrivarono scalzi e con i vestiti logorati dalle numerose avversità patite, in un paese infestato dai ladroni e afflitto da numerosi contrasti politici. Il martire cristiano Monsignor Giovanni Battista Sorgio, prefetto apostolico della missione di Inga, morì infatti il 12 novembre 1930, proprio decapitato, sulle montagne della regione di Anis, mentre rientrava alla sua missione dopo la prima visita pastorale a Shishuman. Morì per mano di un volgare brigante, martire di Cristo in terra cinese. Con lui vennero uccisi anche il domestico cristiano Giovanni Chang e il portatore catechino. I confratelli, che non vedendolo rientrare all'alba, uscirono a cercarlo. Furono guidati da un raggio di luce verso una collina gialla. Lì lo trovarono, in una fossa comune con i suoi 2 fedeli accompagnatori. La notizia del tragico evento giunse a Roma il 20 novembre 1930. Apparve subito chiaro a tutti, anche dalle notizie più precise, attinte sul luogo del martirio, che Monsignor Giovanni Battista Sorgiu affrontò la morte per testimoniare l'assoluta fedeltà al mandato apostolico missionario, dimostrata con eroico zelo. Ora su quella collina gialla spicca una croce, la croce del martirio di Monsignor Giovanni Battista Sorgiu, il cui solenne rito funebre, celebrato a Ingan il 24 maggio 1931, fu dimostrazione dei sentimenti che la comunità cinese provava nei confronti suoi e dell'operato missionario. La fama del martire si perpetuò negli anni successivi fino a quando si rese più vivo che mai l'auspicio della sua glorificazione da parte della Chiesa.